Vabbè, ciao, i Goblin! Allora, io direi di... Vabbè, Claudio Simonetti lo conoscete, quindi lo presentiamo in tutta la sua interezza qui, seduto in pompa magna, ma io direi di presentare anche gli altri del gruppo. La Cecilia, giustamente, grandissima bassista. Grazie Cecilia! Vabbè, siamo a Milano, alla milanese, scusate. Allora, dai. Poi qua abbiamo questo ragazzo incredibile. È il matador della chitarra. Questo qua, ragazzi, è una potenza. Si chiama Fede? No, che Fede? Che Speranza. Daniele. Daniele Amador! Si è imbriagato, ragazzi, si è imbriachi. Ha fatto lo sprizzetto. Vabbè, scusate, abbiamo una certa età, io Federico Marangolo. Federico, infatti vado del Fede, vedi? Allora, siamo qui intanto, vabbè, presentiamo cosa, di tutto di più. Diciamo che siamo anche da Blockbuster, quindi grazie a Daniele e a Manuel di questa ospitata. Grazie a Daniele che... poi gli faccio un bonifico dopo a fine incontro, senza che stai adattando, vabbè, sai, hai il tempo, il caldo. Allora, io direi facciamo una cosa bellissima. Di quale parliamo? Di quale album parliamo? Quale vuoi parlare? Già abbiamo una serie. L'ultimo è questo. Parliamo di questo qua, del Suspiria. Il rifacimento di Suspiria, facciamo vedere a tutti quanti, guarda che meraviglia. Aspetta, io farei vedere una cosa. Bravo, vai, facciamo vedere questo è veramente stampato da Rustblade, veramente un cofanetto. 199 copie limitate, diciamo questo ci ha accompagnato per tutto il tour americano, giusto maestro? E poi visto così il titolo è Airipsus. Airipsus. Infatti noi abbiamo suonato tutto il film al contrario. È stato difficilissimo. No, abbiamo rifatto completamente tutto. E devo dire che con l'originale c'è ben poco. No, alcune cose sono uguali, ma altre no. No, però suona molto più forte, direi. Molto di più, no, perché poi la loro caratteristica è che hanno un impatto sonoro incredibile, sono quasi magmatici e vulcanici nel modo di suonare. La stessa parola. Quindi la differenza tra gli altri, ovviamente, i precedenti album, Suspiria, ma poi avete rifatto anche Profondo Rosso con un cofanetto bellissimo. Sì, però era quella, guarda dov'è? Lì. Sì. Esatto. Qua, ce l'abbiamo in CD qua. Vedi qua, guarda che meraviglia, sempre grazie a questi cofanetti meravigliosi, perché questo è un capolavoro, quindi compratelo e ve lo dico già. Questo è il mutuo per comprarlo. Sì, fatto qua, se avete un rene sì, sono rimasti pochissimi. Potete donare tranquillamente. Anzi, faccio una domanda su questo qui. Vai, facciamolo rivedere, vai. Lo metto accanto a... Ma maestro, vai. Suspiria già non era un album prog. Questo che è definito prog. No, questa è una domanda che mi ha fatto molto... un cliente. Allora, innanzitutto questo termine prog non so da dove venga fuori, perché negli anni 70 non esisteva il termine prog. Infatti si chiamavano festival pop, esatto. Questo termine prog è venuto fuori negli anni 80, non so da quale da chi e per quale motivo l'hanno dovuto etichettare. Sì. All'epoca non c'erano etichette, il rock era il rock e basta. Poi è venuto l'hard rock, poi adesso c'è pure Adesso qualsiasi ma il prog, se vogliamo, il prog è formato da gruppi che uno diverso dall'altro, cioè se tu vedi la PFM e gli Area non c'entrano niente, eppure erano definiti prog. Pure i New Trolls erano prog, persino i Pooh fecero un album prog. Per prog si intende un certo tipo di musica che però tocca tutto, dal jazz al rock, a un miscuglio un po' di tutto. Suspiria, il disco originale sì, di prog ha ben poco. Profondo Rosso sì, Profondo Rosso è proprio un classico album prog, ma Suspiria invece è qualcosa di veramente innovativo e diverso da tutto ciò che c'era allora. Qui invece l'abbiamo suonato, è tutto più energico, ci sono le vere sonorità, chiamiamole del prog, quello inteso come prog. Beh, ad esempio, cioè Witch, Sights, sono pezzi che originariamente sulla colonna sonora originale sono più atmosferici, sono più delegati al film.
invece qui l'abbiamo ricostruiti proprio come una forma canzone più È rock, diventato nuova, ecco. Esatto, Perciò con è sonorità molto... un Esatto. disco da band, insomma, Esatto, da vera e propria esatto. band rock. Esatto, esatto. A me, scusate, posso dire una cosa? Ho cercato avidamente questo CD, appena è arrivato qui l'ho preso. A me è piaciuto anche tantissimo la versione che avete fatto, quella con la copertina del primo delitto, del lucernaio, dell'omicidio di Pat. E la trovo straordinaria, Ah, sì, anche sì. quello lo trovo straordinario, bravissimo. Che è quello, no, è quello... Quella con le voci, Sì, sì, sì. Le voci l'ho fatte io poi. Sì, sì. Un applauso alle voci! È stata una cosa improvvisata, insomma, non so cantante. Invece fare le veci Ho fatto le voci, esatto. Ho fatto le voci per le voci. Giusto maestro. Quindi insomma ci siamo divertiti molto, è un bellissimo lavoro, quindi ottimo. No, ma poi c'è anche un'aggiunta di uno strumento che non avete mai utilizzato le volte precedenti in quest'album qui, con i Suspiria. Qui? Certo. No, che qua. Non c'è la... C'è il sax. No, il sax c'era No, ma non c'è anche il Theremin. Ah, c'è pure il C'è tema. Ah, il Theremin, sì, Tra l'altro suonato dalla Lina Gervasi. Lina Gervasi, bravissima, che salutiamo. Salutiamo. Sì, perché sta anche nel videoclip fatto da Sergio Stivaletti del brano. Avevo già il dubbio di aver detto un'altra cappellata. No, hai ragione. Ricordati sempre Dammi il Liban. Perché abbiamo fatto, in realtà ho ripreso una vecchia versione che facemmo con i Demonia, che era esatto Demonia, però l'abbiamo un po', insomma, un po' ricambiata ed è diventata la versione nuova di Suspiria. Però qua c'è sia la versione di Suspiria, quella classica, che è forse quella che si avvicina di più all'originale, e poi questa nuova Suspiria. Che devo dire che è anche abbastanza strana e un po' particolare col fatto dell'uso del Theremin, che non è citato, è uno strumento che se ce l'avete presente. Guarda che in Dracula Theremin l'ha realizzato. Theremin l'ha usato in Dracula, sì, esatto. Dracula. Sì, Dracula già c'era. Non c'era Lina, però. No, infatti, anche perché è anche raro trovare chi suoni il Theremin. No, ma poi lei è veramente è bravissima. una delle più brave che ci sono in generale, forse nel mondo. Sì, no, ma infatti anche perché poi tra l'altro ora uscirà con un album dove c'è anche un omaggio a voi. Sì. Che è un album per solo Theremin, quindi pensate anche. No, dovrei suonarci anch'io. Ah, vedi? Sì. Vedi. Siamo... Senti, ma invece Siamo l'esperienza live, il meraviglioso tour che avete fatto, che io ogni volta che vi vedevo nelle video era una roba. Beh, suonare... Poi abbiamo fatto Suspiria dal vivo in America per 2 mesi, ci siamo visti il film tutti i giorni. Pensa. Fra di dialoghi a memoria. Sì, a memoria. Sì, Anche la notte. No, è sempre bello suonare in America, anche perché poi tra parentesi sì, l'ultimo tour in realtà era già il terzo tour che facevo. Infatti che siete tornati. E adesso ne faremo un altro. Il prossimo tour che faremo a settembre sarà Demoni invece. Ah, grande! Per la prima volta Vedi? suoneremo Demoni dal vivo. Vedi, che già guarda Demoni là, quindi sono un po'. Suonare ragazzi, siete pronti psicologicamente, perfetto. Prontissimi, pronti. Senti, ma invece a parte rimettere in auge le vecchie glorie che comunque sono sempre, e poi dargli anche una nuova veste sonora e tutto quanto, ma un altro album nuovo alla Devil is Back che sai? Piano ci verrà fuori sta? anche quello, sì. Ci sta? Sì. Ok, dai, non vuoi spoilerare? No, perfetto. ma scaramanzia. ancora dobbiamo No, lavorarci devi sopra. rifletterci. Bene. Sì. No, anche perché questo album qui io facciamo vedere, anche perché dobbiamo dire che è veramente, sembra al contrario, quindi lo potete leggere tranquillamente, anche se giriamo così è uguale. Anzi al contrario com'è? Aspetta. Il Neil Bog. Che abbiamo in sottofondo. Che abbiamo in sottofondo tra l'altro. Esatto. Quindi, e allora io direi di dare anche spazio a tutti i fan, e ce ne sono veramente tanti stasera, e li ringraziamo. Fatemi sentire, Dai! Anche perché molti di voi hanno comprato un po' di roba da fare poi autografare, quindi qualcuno ha una domanda in particolare, qualche curiosità? Io avrei 2 domande brevi, se non c'è qualcuna. Le domande brevi fanno una domanda, Va vai. bene. Vai. Allora, io, secondo me le musiche sue di opera sono splendide e mi è sempre molto dispiaciuto che quel monello di Dario Argento le ha usate poche. Come mai?
Adesso chiederlo a lui. E vabbè, e Dopo il poi Monello, sì. un'altra cosa breve è che cos'è che non le piace dei Goblin dopo di lei? Io per esempio trovo la Dopo di colonna lei? Dopo di lei. dopo Simonetti, quando Simonetti è uscito è andato via, cosa non le piace dei Goblin di Pignatelli? Io per esempio trovo le musiche di Contamination splendide. Quindi la domanda è cosa non ti Non Allora, piace, sì. non cosa Devo ti essere piace. sincero, io non ho ascoltato più le cose che facevano dopo. Non l'ho più ascoltato. Non So che posso lei fare non è commenti in perché sennò avrei buoni dovuto rapporti. sentirli. So che lei non No, proprio Pignatelli è l'unico con quale ho buonissimi rapporti. Ho letto anche Sì, la sì. sua autobiografia e diceva che lei era molto contento di esserne andato quando avevano fatto Patrick. No, Patrick, infatti, no, ma io non ho fatto Contamination, Patrick, Non so, il Buio Omega non l'ha fatto. Buio Omega neanche. So che Eh, però li ritiene un po' di serie B. sì. Per me sì, non è. Non Ora, Guarda, la cosa che è proprio imperdonabile è il Ras del quartiere. Quella penso che sia una delle cose più brutte della storia. Il Ras del quartiere con Guarda, io sono Padantuono, con le musiche dei Goblin è una cosa che non si può sentire. qualcun altro ha qualche altra curiosità che non sia da un punto di vista legale perseguibile, soprattutto per Claudio, ma vabbè, ma poi anche in realtà. Qualcuno lì dietro, visto che c'era qualche curiosità? Vai, fai la domanda, dai, perfetto, dai, facciamo sta Ma domanda. le sue sono brutte però, sappiatelo Vai, tutti. È Le cattivo. domande sono le La domanda, dai, fai una domanda. Io se mi ho fatto le domande più Vai, brutte del Potrebbe essere mondo. anche banale. Vai, no, ma anzi, Cosa piace ascoltare a Simonetti? a lei la terza persona, cosa ti piace ascoltare? Al maestro Simonetti. Cosa ti piace ascoltare, Claudio? Io sono sincero, io ascolto un po' di tutto, quasi tutto. Però adesso dirò una cosa che non c'entra niente con. Io ascolto molto musica dance. Io sono un grande, perché io per anni l'ho fatta. Trovo che ci sia molta più innovazione, sono molto più nuovi i suoni delle musiche dance che il rock. Il rock è ormai stantio, è rimasto sempre, tutti fanno la stessa cosa così. Invece nella dance, nell'elettronica, di cose trovo delle cose splendide, bravissime. Allora, a tal proposito, Veramente guarda forte. cosa abbiamo qua. bravo. Cosa abbiamo Che qua. facciamoli vedere così perché sennò lì sono al contrario. Easy going. Guarda a casa nuova, ragazzi, cioè, guarda che meraviglia, guarda. Sì. Guardate Sì, Claudio sì. com'era all'epoca, il parrucchino era meraviglioso. Ti manca Easy Going però. Easy Going, sì, al momento non ne L'hanno abbiamo già venduto negozio. poco fa. Esaurito. Questo, guarda, Esaurito. Facciamoli vedere qui, guardate che meraviglia. manca Fear, Sì. che non abbiamo al momento. Sì. No, vai. comunque ascolto di tutto. Sei un buon Io amico. a casa raramente ascolto musica perché proprio ne ho abbastanza. E alla radio ascolto sempre la radio in macchina, insomma cerco di cambiare un po' di canali, di cose, cercare sempre. Ma allora ti faccio una domanda io, Sì. visto che hai avuto a che fare sempre con le immagini, non solo con la musica, cosa guardi invece di serie TV e di film quando sei a casa che non vuoi fare più musica? Di serie tv Tu sei un onnivoro come me che ogni tanto mangio gli onni. mangi gli occhi. Sì. Tommy Yonni. Sì. Cosa guardo? Beh, io guardo, mi piace molto il film d'azione, fantascienza, horror chiaramente sì. E devo dire che contrariamente a quello che dicono, una volta no, non è vero, oggi sono dei film bellissimi, anche oggi. Ci sono delle serie bellissime. L'ultima che ho visto bella che mi è piaciuta molto è Servant. Di ho M. capito. Night Shyamalan Meglio la serie dei film che ha fatto ultimamente, quindi quella serie è bellissima, è fatta veramente. No, ma non è di Shyamalan la serie, non è Cioè, prodotto. lui ha fatto ideata. qualche episodio, però è stato scritto da altri. Quella è una bella serie, per esempio. Vedi, così me ne vediamo dei consigli di visione. Sì, poi io vedo talmente tanta roba che neanche me la ricordo. Tu che cosa guardi? Cosa guardi, Daniel? Vai. Io sinceramente non sono molto partito per le serie TV o film. C'ho Amazon Prime, ma lo vedo una volta ogni mese. Ah, vabbè. Ma invece musica, a prescindere da quella che fate voi, Ma cosa? in realtà io un po' di tutto, cioè anche io musica dance, elettronica, questa roba qui.
rock, Infatti pop, condivido l'idea di anche Claudio, pop dai. italiano, c'è alcune cose che sono interessanti a livello di arrangiamento. Ah, dimmi qualcosa di pop italiano di arrangiamento, perché poi così andiamo anche contro tutti quelli che dicono che oggi non si fa più musica buona. Io non so oggi, però sono rimasto un po' agli anni 90 io. Ah vabbè dai, quello io sono del master agli 80, quindi figurati. Cecilia invece cosa... Guarda a me. Attenzione. Vai. Cecilia, Beh, aspetta. diciamo che ascoltiamo musica a casa insieme, insomma, visto che A caso anche. a caso. A Quindi caso. diciamo che alziamo sempre lo stereo molto su roba estrema, tipo death metal, a volte capita. Ultimo, Ultimo, primo. no scherzo. Madame, tutte quelle robe a parte estreme. quello, ma ultimamente stiamo ascoltando molto i Ghost Ah, e parecchio, e poi fusion di tutti i tipi, Steps Ahead, Simon Phillips, tutta la roba che sta al basso super figo, ascoltiamo. Lei è tutta contenta, quindi sono contenta. Sei contenta di farlo? Io sono contenta. Ok, mi piace il balletto, questo qua lo mettiamo su TikTok. Esatto. Perfetto, ok. ti ci rivedi in questo balletto? Sì. Ci rivedi. Maria US. Claudio, Vabbè. allora, dai, no, Sì, tu invece che ascolti? per quanto io riguarda di tutto. Ultimamente sto ascoltando un sacco di colonne sonore che vengono dal nord Europa. Tipo Volevi dire Frost, io ascolto solo i Goblin. i Goblin dai, sempre da una vita, ma soprattutto i Questo Goblin è quando c'era Claudio. Ah, Bravo. Quelli del Rasta del quartiere no. Quello è per carità. No, per carità di Dio. No, devo Guarda, dire io che... ho visto un film, Eh. ho detto, ammazza che bella musica, Hanna si chiama? Sì, Con le quello Chemical con Brothers. Brothers. The Chemical Brothers. Pensa che sono riuscito persino a comprare il CD, l'ho trovato e sono riuscito Anche a quelli che prenderlo. facevano a quei tempi ancora. Ma ammazza quanto è bello. Tempi No, da- veramente, a parte il film è bello. La serie televisiva No. no, è noiosa, l'ho levata subito. Anna e Ma il Barbera. film è forte. Anna e Barbera, sì, Sì. infatti. E la i due musica dei fratelli- Chemical Brothers è bella, Sì, ammazza sì. tutta elettronica, ignorante, è bello. Sì, mi piace Ignorante, che è fantastica. Che cosa? Beh, questo è un termine romano. Una cosa infatti quella è stupenda. Senti, ma invece, visto che stiamo parlando di film, di musica per film, ti manca un po' cimentarti con la realizzazione di una colonna sonora o... Guarda, mi manca forse di fare le colonne sonore come quelle di una volta, adesso a parte non ci stanno più film interessanti, non c'è più, cioè non è neanche i budget, Infatti, cioè ormai con la gente pensa chissà che, ma oggi con le colonne sonore non si guadagna più niente, perché Netflix e questi non pagano le petecchie, questo purtroppo è una ci sono, sì, situazione molto io scomoda. preferisco ecco. molto di più fare i concerti, fare i dischi, è molto più divertente. Le colonne sonore ormai, insomma, a meno che non capiti un film eccezionalmente interessante, ma Dove non anche ti credo- puoi un sì. attimino... In Italia perlomeno non si fanno, ecco, purtroppo non è che voglio fare il solito, però sono di grosse produzioni, tutti i filmetti. In America no, c'hanno i soldi e fanno le cose fatte bene. Però ho visto dei film horror molto belli ultimamente, adesso manco neanche Sai che purtroppo cosa mi non è me li piaciuto ricordo. molto? Che ho trovato anche una colonna sonora abbastanza particolare come idea, ma già credo che sia di 2 o 3 anni fa, è Classic Horror Story, i Classic Italian Horror Story. Sì, te lo consiglio, tutto girato in Calabria. Che sembra ho un po' capito, quei ho capito, film, ho quella visto. dei sai, tipo, bello. non ti perdi nel bosco, no, qualche quella Sì. ma che Massimiliano Micheli, il compositore, e ha usato lo scampanio delle mucche per creare un effetto sonoro strano su questi personaggi che sono una specie di villaggio un po' particolare, di gente un po' fuori di un testa. pochettino Midsommar. Sì, Midsommar, sì, fuori di testa. Dove fanno questo? Ma cos'era su Netflix? Su Netflix. Sì, guarda, te lo consiglio. Tripoli ed Ma allora, Una serie che mi è piaciuta, ho visto quella di Stallone, fighissima. ah, Tussa. Peccato, ci sono rimasto malissimo che finisce, che lo arrestano. Quindi abbiamo spoilerato per tutti quelli che non hanno visto No, Tussa. la che arrestano, cioè, ha fatto 25 anni di carcere, Infatti, l'ha fatto. infatti. No, ma è fatto bene, è bellissimo. Al contrario c'è quella di Schwarzenegger che fa cagare. Come si chiama? Fuba. È una cosa Vabbè, ma è terrificante. una specie È di terribile. True Lies rivisitato Sì, ai sì. giorni nostri. Manco in Italia fanno una cosa così brutta. Sì. No, quello di Stallone è lui è un grande proprio. Allora, Non l'ho vista. No, guarda, non è fighissima, Madonna. Tussa, che è figa. È Allora, su- faccio una domanda, invece No. di fare una domanda a Claudio e alla band, Paramount. faccio una domanda a voi. Non hai. Perché
quindi dovete urlarla, visto che poi guardiamo solamente qui. Perché siete qui e perché vi piace Claudio Simonetti? Come uomo, come sex symbol, come musicista, L'uomo di come Pasqua. performer seduto in piedi, perché siete qui? Ha fatto le colonne Posso rispondere sonore. io? Vai! Non vedono l'ora di fare il firmacopie. Say what?